sempre. Vengo le vicende di questa notte. Noi abbiamo avuto il decreto formalmente quando tutti ce l'avevano. Non lo dico, non è lesa maestà, cari signori, non è lesa maestà. Il problema è che un decreto così importante in bozza andrebbe secretato, andrebbe elaborato, andrebbe osservato e dopodiché, per evitare psicosi, panico o quant'altro, andrebbe diffuso quando è strutturato, consolidato, definito e soprattutto anche deciso come deve essere comunicato. Cioè, oggi voi vedete che avete un sacco di persone che vi chiedono: ma le merci possono circolare? Ma io devo andare a lavorare, ci posso andare? Ma devo andare a pranzo dai miei genitori oggi, posso trasferirmi oppure devo restare a casa? Ma lo posso fare solo se resto all'interno della mia provincia o posso passare anche il confine della provincia? Voi capite che questi sono i punti di debolezza di un decreto. Le leggi, e tutti noi sappiamo che non possono essere come il libretto uso e manutenzioni della nostra auto, precise al millimetro, però è altrettanto vero che un decreto così importante deve togliere alcuni dubbi. Dubbi che noi volevamo chiarire, dubbi che volevamo ovviamente affrontare, cosa che non c'è stata possibile. Guardate, io penso di aver dimostrato, noi abbiamo dimostrato un'assoluta responsabilità, senso delle istituzioni e senso del lavoro di squadra che vogliamo dimostrare anche oggi e anche nei giorni successivi. Di mezzo c'è la salute dei veneti e non ci sono le polemiche o le polemiche politiche. Però è pur vero che ho l'obbligo di dirvi che del decreto la parte fondamentale sulla quale abbiamo molto da ridire, che ci impone peraltro ad accettare per metà Veneto delle misure che sono differenti per l'altra metà del Veneto. Vi ricordo che noi con questo decreto ci ritroviamo ad avere una regione spaccata quasi a metà, 4 province da un lato che hanno l'articolo 2, che hanno, diciamo, delle misure da adottare, e secondo me sono misure serie che vanno adottate, e poi l'altra parte della regione con 3 province, Padova, Treviso e Venezia, che hanno la parte prima del decreto con misure ancora più severe. Allora, questa notte a un certo punto abbiamo deciso di sentire il parere del Comitato Tecnico Scientifico della Regione. Noi abbiamo, voi sapete, una task force provinciale per il coronavirus e poi abbiamo tutte le task force e poi quella regionale. La task force regionale è un supporto di un comitato scientifico che valida alcune scelte, le cose che facciamo. La task force regionale ha elaborato una relazione che vi consegno, che è quella che ho mandato alle 2 di questa mattina al Presidente del Consiglio, al Ministro Speranza e alla Protezione Civile, nella quale si sostiene in maniera molto argomentata, con dati alla mano, che troviamo sproporzionato, per usare un termine cortese, ma direi esagerato se non inopportuno, introdurre 3 province venete nella lista delle province rosse. Non è un fatto di arroganza, di indisponibilità, figuriamoci, quando ci sono regole, le regole vanno rispettate. Il mio appello ai cittadini, voi lo sapete, è sempre stato quello di dire rispettiamo le regole. Però giustamente il nostro comitato scientifico dice sono stati identificati 3 cluster e iniziamo dal primo, Treviso, ma Treviso è un cluster ospedaliero. È un cluster ospedaliero che nasce da un paziente infetto che contagia altri pazienti e contagia personale ospedaliero. Il cluster è stato assolutamente isolato, abbiamo attivato tutte le misure ovviamente di messa in sicurezza con gli isolamenti fiduciari dei positivi asintomatici e l'ospedalizzazione dei sintomatici o quantomeno la cura dei sintomatici, e per noi quel cluster è consolidato, mummificato e assolutamente sotto controllo. L'altro cluster è quello veneziano, anche questo è un cluster sostanzialmente ospedaliero. Vi ricordo che il cluster veneziano ha avuto Mira e Venezia, ma entrambi i cluster hanno avuto un contagio all'interno poi degli ospedali in virtù della presenza dei 2 pazienti che hanno diffuso il contagio. Eravamo nelle prime fasi, eravamo nelle fasi nelle quali qualcuno sosteneva in questo paese che non bisognava fare tamponi, eravamo nelle fasi nelle quali non si tamponavano i pazienti che entravano in ospedale con malattie respiratorie gravi, eravamo nelle fasi in quali le linee guida erano altre. Detto questo, anche quel cluster è sotto controllo. E infine Padova paga il conto sostanzialmente di un cluster che è quello di Vo, un cluster che è diventato famoso perché è stato la prima comunità a avere i primi 2 contagi in Veneto. Vi ricordo che su Vo
Su mia volontà sono stati fatti tutti i tamponi ai cittadini da subito, ai 3.500 cittadini. Abbiamo avuto subito contezza di 66 casi positivi a Vo e poi abbiamo scoperto che l'indagine di Vo dei 3.500 tamponi si è rivelata un'indagine unica a livello internazionale in una comunità confinata e un campione rappresentativo, 3.500 persone. Tanto è vero che l'Università di Padova con il professor Crisanti ha deciso, e abbiamo concordato con loro, nel senso che noi abbiamo finanziato questa operazione, di rifare tutti i tamponi ai cittadini di Vo, e vi annuncio già che dai primi dati che mi ha comunicato questa notte il professor Crisanti, già dei 1.000 tamponi analizzati, ne viene fuori il fatto che i dati dei positivi sono precipitati. Si passa dal 3% della fase 0 del 22 di febbraio, per 3% della popolazione positivi, allo 0,05 nei primi 1.000 campioni analizzati. Il che vuol dire cosa? Giustamente il professor Crisanti dice, vuol dire che la tecnica del trovare il contagio, andare a cercare tutti i contatti, isolare gli eventuali positivi, paga, perché dopo 14 giorni hai fatto sterilità. Quindi anche Padova paga questo. Allora il nostro comitato scientifico, e noi sosteniamo ovviamente questa azione, dice misure sproporzionate. Io ho inviato la lettera al Presidente del Consiglio dicendo al Presidente del Consiglio che noi chiediamo lo stralcio delle 3 province venete. Non è un atto di responsabilità, capiamo che ogni situazione è una storia a sé, quindi non si mettano a confronto le realtà venete con quelle lombarde con quelle emiliano-romagnole, quelle emiliano-romagnole con quelle venete, perché sono 3 storie a sé. Ed è giusto che siano trattate secondo le indicazioni che i governatori danno, ovviamente col supporto scientifico. E vi ricordo che essere in zona rossa significa avere delle limitazioni non da poco, cioè vuol dire chiudere tutti gli esercizi dalle 6 di sera, una delle prime misure che i cittadini palperanno già dal vivo nel momento in cui entrerà in vigore il decreto. Adesso c'è da capire se questo decreto è pubblicato o non è pubblicato, non abbiamo ancora ben definito questa parte. E dalle 6 del mattino alle 6 di sera aperti e poi ristoranti, bar e quant'altro chiusi. Penso che poi è bene ricordare ai cittadini che è un decreto nel quale ancora non c'è chiarezza sulla movimentazione delle merci, ma mi rifiuto di pensare che ci sia limitazione nella movimentazione delle merci, perché vuol dire la fine dell'economia. Già adesso è altamente pregiudicata, e ancora l'impossibilità da parte dei cittadini di avere chiarezza rispetto alla loro movimentazione personale, perché quella eviterei come si può dire, la stura ha un sacco di interpretazioni, soprattutto mettetevi nei panni di chi ha bisogno di spostarsi per lavoro, per necessità, per accudire un familiare in difficoltà, per un sacco di robe, e capite che la situazione non è assolutamente rosea. Noi siamo fiduciosi per quello che riguarda il Veneto. Ovviamente capite che qui ogni giorno ha la sua pena, però fino ad ora io vedo che riusciamo ancora a rispondere bene col sistema sanitario del Veneto. Stiamo investendo tantissimo sulle terapie intensive, perché la vera sfida è lì. Oggi abbiamo 47 persone in terapia intensiva. Vi annuncio già che oggi abbiamo 2 belle notizie. È nato il primo bimbo all'ospedale di Sant'Orso, Schiavonia, all'ospedale di Schiavonia, grazie, all'ospedale di Schiavonia, e questa è una bella notizia. Qualcuno lo dava per un ospedale chiuso, bene, è nato il primo bimbo, non so se posso dire il nome, posso dirlo? È nato Massimo, facciamo gli auguri a Massimo, è nato il giorno della festa della donna. L'altra bella notizia che nelle rianimazioni si inizia lo svezzamento dei primi entrati nelle rianimazioni, significa che si stanno svezzando, fra virgolette, quindi stubando, e stanno tornando ovviamente pian piano nelle loro in corsia, in ospitalità ospedaliera, diciamo ordinaria, e poi torneranno a casa. Parliamo anche di buone notizie. Voglio ricordare ai cittadini, è difficile dirlo in questo momento, niente panico, osservate le regole che vi ho detto, lavarsi le mani spesso, la distanza, evitare i luoghi affollati, ma fatelo, e poi ovviamente pensare che da questa vicenda ne verremo fuori. Adesso noi dobbiamo risolvere il problema col governo, che è il problema delle 3 province. Io spero che qualcuno a Roma si metta la mano sulla coscienza, perché o ci si fida di un comitato scientifico del governatore oppure non ci si fida. Ultimo aspetto, ho parlato dei giovani.
dico una cosa che contavo di dire i prossimi giorni, però la voglio dire per un fatto di giustezza. Allora, voi sapete che abbiamo dei giovani che si sono offerti, appena iniziata questa tragedia, a fare una pagina in Instagram per darci una mano, gratuitamente. Sono giovani di diverse estrazioni, bocconiani, ragazzi che, insomma, tutta gente formata. Questa pagina ospita informazioni di natura scientifica, si chiama Viral Veneto la pagina, e validate da noi, e quindi informazioni che servono ai cittadini per capire, diciamo, avere certezza che quello che leggono non sono fake news. E in più questi ragazzi hanno adottato la tecnica del testimonial, no? E quindi è intervenuto Red Canzian per dire la sua, e abbiamo Federica Pellegrini, che ringrazio, che è intervenuta, troverete il video, abbiamo avuto tanti altri, Sammy Basso, e guardate, abbiamo un'infinità di video da pubblicare i prossimi giorni, sempre con indicazioni, con rassicurazioni, eccetera. C'è stata una ragazza che ci ha chiamato, Alice De Bortoli, 15 anni, e si è messa a disposizione, ha fatto un bel video parlando ai giovanissimi e ai giovani, come voi poi capite. Alice De Bortoli ha 1,5 milioni di followers, è una trevigiana, è una ragazza in gambissima, e non è accettabile che qualcuno liquidi questa operazione che stiamo facendo con commenti o, o considerazioni che sono fuori luogo. Questa si chiama peer education, che significa educazione alla pari, e quindi questi ragazzi che sono giovanissimi, dalle elementari ai 15 anni, noi non li intercettiamo, perdonatemi, con i canali di comunicazione che abbiamo noi, ma li intercettiamo con persone per bene, come Alice De Bortoli, che ha fatto un video tutto farina al suo sacco, andate a vedere su Viral Veneto, che invita i propri coetanei a seguire, a informarsi, e poi avremo chi magari fa l'esempio di come ci si lava bene le mani. Abbiamo qualcun altro che spiega quali sono gli atteggiamenti da tenere. Insomma, io penso che ci debba essere anche più rispetto per queste cose. Scusatemi se ve lo dico, ma avere cittadini che ancora non hanno capito che noi dobbiamo parlare a tutti i cittadini del Veneto, dagli appena nati, perdonatemi l'esempio, agli ultracentenari, e i canali di comunicazione sono diversi. Finiamola con questa fandogna di criticare ogni cosa che si fa, perché si dimostra anche la visione retrograda che qualcuno ha, e anche l'essere un po' fuori dalla storia, dal tempo. E quindi io ringrazio tutti questi ragazzi che si sono messi a disposizione. Se i ragazzi scappano da sto paese, molto probabilmente c'è qualcuno che li fa scappare. Però Presidente, Radio Beltasi, Corriere Veneto, Prego. dovremmo dire ai nostri elettori, i nostri concittadini, noi stessi, ci chiediamo cosa fare, cosa succede da a noi. Guardate, andate a chiederlo ai prefetti, che sono i rappresentanti del governo nel territorio. Ognuno fa il suo mestiere, no? Noi viviamo in una regione dove, lo sa meglio di me, c'è una mobilità lavorativa che è altissima. La Patreve è di fatto, la zona rossa sono 3 province, chi vive a Treviso, pur rimanendo nell'asse della Patreve, può andare a lavorare a Padova, un veronese Certo. che lavora a Padova può venire, che magari è stato già tutto il mese a Padova. Ma guardate, allora, non spetta, ma guarda, tu hai ragione, non spetta a me dare interpretazioni di un provvedimento, non spetta a me dare interpretazioni di un provvedimento che non è farina del nostro sacco. Voglio ricordare che siamo davanti a un decreto, non ci chiamiamo fuori, non facciamo gli scaricabarile, ma ognuno deve riconoscere la paternità di quello che fa. Qui la paternità non è nostra, volevamo metterci del nostro, non c'è stato possibile, non c'è stato dato il tempo necessario. Noi avevamo proposto, io ho sentito l'ultima volta Fontana e Bonaccini, avrò sentito le 2:30 di questa notte. Noi eravamo ancora convinti, prima di vedere a sorpresa la conferenza del Presidente del Consiglio, che ci fosse possibilità di arrivare al mattino. C'era stato garantito, almeno i colleghi, e Bonaccini ne è giusto testimone, noi stavamo lavorando pensando di arrivare al mattino. Noi non ci siamo mai tirati indietro, lo abbiamo dimostrato in questi 15 giorni. Io non mi sono mai permesso di dissentire. A volte ci sono state delle misure magari che avrei magari fatto in altra maniera, ma abbiamo sempre applicato. E sono convinto ancora tutt'oggi che ci volesse un decreto, ma un decreto che magari
magari dicesse ancora in maniera più chiara che bisogna evitare gli assembramenti nelle piazze, un decreto che magari chiarisse una volta per tutte che se si chiudono le discoteche bisogna chiudere anche tutte le altre attività tipo i centri commerciali e fare in modo che non si facciano attività di intrattenimento nei centri commerciali in alternativa al mondo delle discoteche, piuttosto che il tema dei bar, i posti a sedere, le piazze, gli spritz, tutte le cose che sapete, le chiese, i cinema, i teatri. Ma da qui a ritrovarsi un decreto che da un lato ci vede con 3 province in zona rossa e dall'altro, come dici tu, giustamente il tema dell'interpretazione. Questo decreto per interpretarlo minimo ha bisogno di una circolare attuativa, cioè così è difficile dare una risposta ai cittadini. Pensate sulla movimentazione, posso muovermi all'interno della provincia per lavorare, ma se io lavoro fuori dalla provincia cosa accade? E se devo muovermi da una provincia all'altra per altre attività? E il fatto che nel decreto si dica che bisogna limitare gli spostamenti anche all'interno della provincia, cioè voi capite che tutto magari ha una ratio, ma per noi veneti in questo momento no. Prego. Sono Presidente Comunità Bengalese. Buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno. Io sono un imprenditore, lavoro anche in Francia, anche Monfalcone. Anche gente viene da Monfalcone a Monfalezia. E al momento io come devo comportare? Perché ho messo... Guardi, ripeto, non do di spiegazioni di un provvedimento che non è mio. Poi evito di dire che questo provvedimento andava un po' gestito anche da un punto di vista comunicativo, evitando di diffonderlo in quella maniera con la quale è stato diffuso. Vabbè, lasciamo perdere. Dico che posso solo dire qual è la regola in giurisprudenza, che la norma va sempre applicata in maniera estensiva, si dice, no? Vuol dire che se la movimentazione è garantita deve essere garantita a 360 gradi, perché sennò l'alternativa a questo è il coprifuoco. Non ci sono, cioè siamo ai limiti. Quindi io dico, l'appello che faccio al governo, noi siamo della partita, si stralcino le 3 province. Ci sono già delle regole ben definite nella parte 2 del decreto, penso siano sufficienti. Se serve ci diano possibilità con una norma che i governatori inaspriscano l'eventuale dotazione di base di regole, perché poi ci sono delle peculiarità territoriali. Il mercato settimanale da noi magari va bene, da qualche altra parte il mercato della domenica in qualche città porta 100.000 persone, quindi tu dici lo chiudo, non è rifornimento di generi di prima necessità, perché se uno fa il mercato delle pulci tradizionale è un mercato settimanale ma non c'entra nulla con il banco del formaggio e dei salami o della frutta e verdura. Io penso che potrebbe essere un'idea quella di avere una dotazione di base di norme e poi ogni governatore come customizza in base alle indicazioni del comitato scientifico. Però all'ultimo decreto è stato proprio il Premier a dire le regioni non possono più emettere ordinanze customizzate. Ma guarda, noi non vogliamo fare polemiche, penso che i dati parlino da soli, no? Ci stiamo confrontando con delle regioni che hanno delle sanità eccellenti, ce l'ha la Lombardia, lo dico per il collega Fontana che saluto, ce l'ha l'Emilia Romagna, lo dico per il collega Bonaccini che saluto, che sento spesso assieme a Fontana, e lo dico per il Veneto. Diciamo che noi abbiamo dimostrato, nonostante i numeri, perché i numeri sono importanti, soprattutto la Lombardia sta vivendo un momento di difficoltà, abbiamo dimostrato però che i sistemi sanitari funzionano. Lo stress test noi lo stiamo facendo personalmente, ognuno di noi, con questi ritmi, ma lo stiamo facendo fare anche la macchina sanitaria. Lasciatemi ringraziare infine... Faccio il test personalmente, con questo se vuole uscire. Da dove? Dimostrando. Vuole uscire da questo problema perché io devo andare a Francia, devo andare a Monfalcone. Possibile, perché almeno deve dare possibilità, in qualche modo per uscire. Ma questo non glielo so dire, secondo me ad oggi non esistono limitazioni nella circolazione dei cittadini in Europa e quindi nessuno può bloccare un cittadino, a meno che non si chiudano le frontiere. A questo punto allora è uno scenario nuovo. Adesso mi gira un'altra che dice che non siamo in zona rossa ma è un'altra cosa. Bene, allora siamo daltonici. Bene. A me, guarda, questa è una bella notizia. Ma chiediamo cos'è? No, ma direi che è un primo passo. Siamo zona arancione, dopodiché schiariamo ancora di più l'arancione finché arriva bianco. Ma un feedback dal governo
No, io ho sentito il Presidente Conte ieri sera all'arrivo del provvedimento, non l'ho più sentito. Ho sentito il Ministro Speranza 2 o 3 volte stanotte, però poi oggettivamente no news da mezzanotte in poi noi abbiamo preparato questo provvedimento che vi diamo, che documenta la nostra posizione scientifica e quindi mia richiesta di stralcio, appunto. Prego. Siete pronti ad accettare altri pazienti dalla Lombardia o... Ma guardate, noi siamo della partita e quindi la solidarietà in Veneto che la conosce. Ovviamente sapete, l'ho detto stamattina e l'abbiamo detto assieme agli assessori al comitato operativo che si fa tutte le mattine in videoconferenza, ho detto guardate che però ci sono dei criteri, cioè il tema del fatto che bisogna partire dalle regioni che non sono in emergenza, e Veneto, Lombardia e Emilia Romagna sono in emergenza, cioè i posti sono quelli, a meno che non si decida in 3 regioni di non operare più nessun cittadino, di non far più nessun trapianto, di non intervenire a fine chemioterapia in sala operatoria sul paziente oncologico, di non intervenire sui politraumatizzati che arrivano da incidenti stradali, perché per tutte queste categorie serve la terapia intensiva, in linea di principio. Quindi direi che noi la solidarietà è di casa, per cui figuriamoci, sono come dei fratelli lombardi e tutti i cittadini da nord a sud, non è questo il problema. Il problema è che dobbiamo partire dal presupposto però che il coordinamento nazionale, perché è un coordinamento, non prescinda dal fatto che ci sono delle regioni in emergenza. L'altro aspetto che consiglio io, e che lo consigliamo tutti noi, è quello di eventualmente si facciano transitare prima i pazienti non coronavirus, perché ricordo che le terapie intensive hanno anche pazienti non coronavirus e quindi se si fanno circolare in giro per l'Italia pazienti è meglio portare quelli non coronavirus, anche perché c'è un piccolo particolare, se è vera la teoria del ceppo, delle mutazioni di ceppo, rischiamo di fare un cocktail di ceppi che poi non ci salviamo più. E l'ultima cosa, com'è il quadro dal punto di vista del numero di sanitari che riescono a stare al lavoro? 617, dei quali un centinaio di medici. Tutto garantito al momento? Ma guardate, noi stiamo aspettando la pubblicazione del DPCM, no? Del decreto, scusate. Sapete che io ho chiesto di inserire quel passaggio che feci per riportare i negativi e per di più anche asintomatici, per uno diciamo addirittura che può essere negativo ma se ha raffreddore sta a casa. Quindi qualcuno dice, ma Zaia dice negativi e asintomatici, non è vero che il negativo è asintomatico, deve essere necessariamente asintomatico, potrebbe avere l'influenza e essere negativo. Quindi se ne stanno comunque a casa e vengono a lavorare solo i negativi asintomatici, con un protocollo che prevede le verifiche quotidiane, i tamponi quotidiani per accompagnarli alla fine della quarantena. Ovviamente con tutti i presidi, eccetera. Stanno arrivando, voi sapete che abbiamo comprato 2 milioni di mascherine, stanno arrivando il primo e il lunedì mi sembra, arrivano, sono già sdoganate. Lo stiamo seguendo il carico, è già passato per Padova e quindi è in arrivo, sono 550.000 mascherine che distribuiamo subito, anche qui la carenza di mascherine è paurosa e di tutto. Del resto chi è che va a fare un magazzino con 10 milioni di mascherine, 5 milioni? Nessuno lo avrebbe mai fatto. Stanno arrivando attrezzature ancora nuove per le terapie intensive, insomma i veneti sappiano che noi siamo sul pezzo. Dopodiché da sta roba ne veniamo fuori, cerchiamo di venirne fuori con le ossa rotte il meno possibile, continuare a vivere senza panico e osservando le regole che vi ho detto. Io vi saluto e torno su. Grazie, buon lavoro. Allora torniamo in onda, così attendiamo una nuova dichiarazione del Presidente della Regione Luca Zaia. Vedo intanto Filippo Fois collegato da Marghera, andiamo subito da lui. Dunque intanto volevo leggervi un comunicato
del presidente di Confindustria del Veneto Enrico Carraro. Siamo in emergenza sanitaria, serve responsabilità comune, regole chiare per garantire l'indispensabile continuità produttiva e la mobilità dei lavoratori e delle merci, altro tema di questa giornata. Guardate, anche durante questa conferenza stampa di Zaia sono arrivati altre decine di messaggi da parte dei nostri telespettatori che continuano a scriverci e a telefonare in redazione. Noi davvero speriamo di potervi dare una risposta nel corso di questa giornata da fonti ufficiali certificate in base a quel che ci domandate, per lasciare evaporare finalmente tutti questi dubbi e avere una maggiore chiarezza. Speriamo davvero, siamo qui per questo, per farlo insieme. Cosa dice ancora Carraro? È una misura senza dubbio forte che non è stato possibile scongiurare, ma che ha il condivisibile obiettivo di contenere la diffusione del contagio e di evitare il collasso del sistema sanitario nazionale. Tuttavia in momenti come questi, dice il presidente di Confindustria del Veneto, la chiarezza è un fatto indispensabile per tranquillizzare cittadini e imprese. Mi auguro che a stretto giro vengano forniti tutti i chiarimenti interpretativi e le linee guida ai prefetti affinché sia indiscutibile che nel riferimento alle comprovate esigenze lavorative contenuto nel decreto rientrino tutte le attività di impresa, non determinando quindi alcun blocco delle attività produttive e delle attività lavorative, né tantomeno del blocco dei trasporti e della circolazione delle merci da e per le zone rosse. Dunque Filippo, ho visto che ti sei insinuato per cercare di scoprire qualcosa all'interno della porta della sala della protezione civile a Marghera. Senti, dicevi poco fa, mentre non eravamo collegati, che pare che il prefetto di Venezia Zappalorto abbia lasciato la sede, però temiamo senza aver ancora avuto chiarimenti da Roma. Poi non so, avete parlato, ti ha detto qualcosa? No, è stato solamente un saluto molto cordiale, ma ci siamo fermati qui. Io credo che dopo quello che è successo stanotte, vale a dire questo difetto di comunicazione per cui la bozza del provvedimento è uscita prima in via informale, prima che venisse comunicata ufficialmente alle regioni, diciamo c'è molta più prudenza, perché insomma la comunicazione adesso deve essere veramente chiara, per cui probabilmente fino a che non ci sono delle novità sicure, certe su come ci si dovrà comportare nelle prossime settimane, non ci saranno dichiarazioni, perlomeno dalla prefettura. Senti, tu hai visto che domenica è, un po' muovendoti anche nel territorio veneziano, no? Un po' più di deserto, qui qualcuno ci dice, adesso vedremo il servizio di Arboit, dice che molte persone sono andate invece nei centri commerciali a fare spesa in questa giornata. Che impressione hai avuto girando per il territorio, posto che sei lì da ore? Però... Ma questa è veramente una cosa, è una cosa strana, perché qua non è che ci sia molto movimento naturalmente, soprattutto dobbiamo contare che è domenica e qui domenica passa poca gente. Sui centri commerciali effettivamente è una cosa strana, perché sono un po' a macchia di leopardo. Io ne ho visto alcuni che avevano i parcheggi praticamente semideserti, mentre in altri casi ho saputo che c'è stato nuovamente un assalto agli scaffali, per cui sono dinamiche veramente misteriose e difficilmente capibili. Certo è che comunque questa corsa al genere alimentare penso che sia veramente totalmente infondata, perché se c'è una cosa che non mancheranno saranno i negozi di alimentari aperti nelle prossime settimane. Comunque, per quello che riguarda Venezia, oramai siamo in una situazione da parecchi giorni irriconoscibile rispetto a quello che era la città fino a un paio di settimane fa, cioè sostanzialmente sono rimasti solamente i residenti. Sì. Magari che purtroppo sono molto pochi al momento. Magari ci fossero quei turisti, per quanto pochi, del dopo Acqua Alta, cioè siamo arrivati a questo paradosso ormai. Sì, però ecco, quelli mi sa che non arriveranno, perché se da un lato Venezia si conferma zona rossa non si può entrare, secondariamente ci sono stati diversi, un paio di giorni fa è stato il governo olandese che ha chiesto ai propri connazionali di non recarsi nel nord Italia, e queste sono notizie che insomma fanno capire quanto poca gente stia arrivando, e probabilmente non arriverà più nessuno per le prossime settimane. Gli alberghi sono ovviamente deserti, molti hanno deciso di chiudere in questo periodo proprio perché i clienti non ce ne sono. Ecco, Filippo, ti leggo quello che abbiamo già raccontato però comunque stamattina, il post di 3 ore fa di Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia.
letto il provvedimento definitivo, no comment sulle modalità, facciamo tutto quello che serve per la salute dei cittadini. Penso siano necessari chiarimenti urgenti sugli spostamenti delle merci e dei lavoratori. Siamo e saremo sempre a disposizione con spirito costruttivo. Così Luigi Brugnaro poco fa, no? Questa mattina. Sì, d'altro canto Brugnaro ha sempre detto di essere filo governativo, qualunque sia di qualsiasi colore sia il governo, il Comune cerca sempre il dialogo e la collaborazione con l'esecutivo nazionale. Certo è che ultimamente anche il sindaco di Venezia è stato al centro di qualche polemica, ieri c'è stata una presa di posizione molto dura da parte dei sindacati, dei lavoratori comunali veneziani, che sono circa 2700, che sostanzialmente sostengono che il Comune non stia applicando tutte le misure per tutelare i dipendenti che sarebbero prescritte, a partire anche da uno sviluppo del telelavoro che nel Comune di Venezia sarebbe molto basso, sotto la soglia del 10%. Hanno detto che per legge dovrebbe essere quella che si raggiunge proprio come minimo risultato. Allora Filippo, torniamo da te tra poco, grazie per il lavoro tuo di Sandro Ponchio, appena in novità ci colleghiamo di nuovo da Marghera. E invece andremo adesso a Padova da Angelo Cimarosti e Andrea Benetti. Sì, va bene, grazie Tony, subito Caner. Aggiungo una cosa, così Assessore ci sente, polemica oggi perché il Cimone, tratto Appennino settentrionale dell'Emilia Romagna, era aperto agli impianti scistici nonostante il decreto del Presidente del Consiglio. È arrivata l'ufficialità, dalle 13 hanno chiuso tutto, quindi ecco, siccome nelle zone rosse per esempio, Lombardia in particolar modo, anche lì gli impianti scistici si sono chiusi, qui c'era un po' di polemica per l'Appennino modenese che fa retromarcia e su Facebook il Cimone Sci annuncia la chiusura. Zaia, anche qui ora escono piano piano le notizie di quanto avete sentito e risentito nella nostra conferenza stampa di poco fa. Ho avuto il decreto quando era già noto a tutti, il ministro Bellanova, ora serve un provvedimento interpretativo delle norme, che infatti è quello che noi stiamo aspettando. Allora saluto e ringrazio Federico Caner, assessore al turismo della Regione Veneto. Assessore, che cosa ci ha capito? Buongiorno a tutti innanzitutto, e ben poco purtroppo, come me tutti i cittadini presumo, anche perché come voi ben sapete siamo stati colpiti tutti nella notte da questa notizia, senza aver avuto modo di poter interloquire con il governo, sia noi come regioni che i sindaci sul territorio, che infatti sente molto arrabbiati e in maniera giustificata. Io dico che è stato fatto un bel casino, ma guardate, me lo dico perché voglio minimizzare l'aspetto sanitario, perché abbiamo capito tutti che siamo in una situazione di emergenza, però la gestione è una gestione che lascia veramente perplessi. Ecco, questo è un problema grave. Io tra l'altro, visto che sentivo che parlava di impianti a fune, io ieri ho fatto un comunicato dove, ripeto, un comunicato che non era contro qualcuno, ma semplicemente un comunicato che voleva mettere in chiaro quella che è una logica che sta seguendo il governo assurda. Faccio un esempio. Mi si diceva che in Veneto non si poteva caricare la capacità massima delle cabinovie sciistiche, mentre in Alto Adige, in Trentino Alto Adige sì. Quindi il Presidente dell'Alto Adige ha fatto un decreto dove a un certo punto ha sbloccato e lo ha motivato dicendo che c'era più rischio di avere la gente in coda ai tornelli, cioè all'entrata diciamo della cabinovia, che non nella cabinovia stessa. Ma allora io mi chiedo, se questa cosa ha una logica, ha logica in Alto Adige come ce l'ha in Veneto, altrimenti non ha logica in entrambe le regioni. Com'è possibile che si possano utilizzare due pesi e due misure così diverse? Allora capisce che il decreto è un po' tutto così su tante questioni e tante tematiche. Ora il Presidente Zaia ha chiesto l'UNI, anche delle motivazioni per cui sono state inserite nella zona rossa le 3 province, che anche qua chiariamo una cosa. Noi abbiamo sempre detto che è giusto che il Veneto venga considerato area in crisi economica, perché questo ci serve per avere gli aiuti del governo per le nostre imprese, in particolare quelle turistiche che sono pressoché azzerate. Ma un conto è parlare di crisi economica e quindi di aiuto in queste zone maggiormente colpite.
Altra cosa è dichiarare zona rossa sanitaria. Cioè io credo che sia stata fatta tanta confusione su queste cose. Senta Assessore, mentre parlava l'ascoltavo, cioè, lei è trevigiano e in questi giorni anche lei immagino si stia recando alla sala operativa della Protezione Civile, dove per esempio nella conferenza stampa del scorso ore eravate radunati tutti gli assessori, no? A fianco di Zaia. Cioè, uno volesse interpretare, per assurdo nemmeno lei potrebbe spostarsi, nemmeno il governatore Zaia, che è residente del Trevigiano, potrebbe spostarsi poi a Venezia, in base a quello che sappiamo fino a questo momento. Dopodiché stiamo parlando del governatore della regione, quindi è chiaro che insomma, per lui questi motivi gravi ci sono, inderogabili. Prego. Ma guardi, onestamente io non mi sono mosso oggi dalla mia abitazione se non attorno a casa. Anche perché nell'emergenza appunto c'è già il Presidente e i miei 2 colleghi alla Protezione Civile e alla Sanità, e oggi il Presidente non ci ha convocato come giunta tutti quanti come nelle scorse ore. Però è anche vero che se leggiamo il decreto, anche qui non è chiaro, perché io sono bombardato di messaggi, di telefonate da parte di conoscenti, di amici, di categorie economiche che mi chiedono per esempio domani se devono andare a lavorare o no. Allora, per come interpreto io il decreto, c'è scritto che vale salvo giustificazioni adeguate, come appunto il fatto di andare al lavoro oppure per casi di emergenza. Quindi io ritengo che la gente possa andare a lavorare, anche perché mi faccio una domanda, rischiamo di bloccare tutta l'economia. Cioè io penso che la gente debba andare a lavorare, ma debba rispettare tutte quelle norme che sono state indicate e che più volte avete citato anche voi, cioè il discorso di lavarsi le mani, di tenere la distanza, insomma di avere un po' di buon senso, di grano salis, no? Nei Assessore, comportamenti normali. Le chiedo l'ultima cosa, mi perdoni, e poi ci colleghiamo con Padova dove vedo pronto Angelo Cimarosti. Impianti sciistici chiusi in Veneto? No, giusto? No, piccolo dettaglio rispetto... chiusi. Siamo certi che non è diciamo, la questione della vita, siamo d'accordo tutti, ma ecco. No, certo, non è questione della vita, però anche qua stiamo parlando di un'economia importante. Comunque non si parla di chiusura in Veneto, ma soltanto nelle 3 province della zona rossa. Ovvio che nelle 3 province impianti da sci non ce ne sono, perché l'unica che ha una parte montana è la provincia di Treviso, ma impianti da sci in provincia di Treviso non ce ne sono, quindi il problema non sussiste per il momento. Ovvio che se dovessero inserire anche altre province, allora diventerebbe un problema. Ecco, però in ogni caso sussiste ancora ad oggi, domenica, la norma che dice che a Belluno tu non puoi caricare il massimo in funivia, perché facciamo finta che la cabina tenga 8 persone, quelle da sci, tu non puoi caricare 8 persone ma ne puoi caricare 3. Mentre in Alto Adige tu ne puoi caricare 8. Questo è il concetto per cui non riesco a capire per quali motivazioni da una parte sì, dall'altra no. Guardi, Assessore, ha toccato un punto molto interessante, perché poi chiaramente in questo momento siamo tutti attenti, cerchiamo di rispettare le indicazioni, magari restare a casa, restare con la propria famiglia, evitare di uscire, eccetera, però è chiaro che vedere che alcuni vicini magari ne approfittano è un tema da portare a questo dibattito. Grazie a Federico Canera, assessore regionale al turismo. Grazie, buon lavoro Assessore. Dunque io vedo inquadrato con Andrea Benetti Angelo Cimarosti, che si trova a Padova in zona industriale di fronte all'Iperlando, con bella scritta domenica aperto. Angelo, qual è la situazione? Quali aggiornamenti hai tu da darci? Ma allora ti confermo che è aperto, e questa è già una cosa certa. Vi posso dire che guardando il flusso, anche quello che abbiamo potuto vedere qui in questi 5 minuti, è un flusso di auto sostenuto, non dà l'idea di esserci l'assalto, comunque c'è tanta gente e come centro commerciale questo è uno di quelli diciamo così frequentati nel Padovano, il movimento c'è, niente da dire a questo riguardo. Zona industriale, come è logico, tutte le domeniche è tranquilla. Questo è uno dei punti che invece è sempre strapieno,
Non è strapieno, ma c'è comunque movimento, quindi questo era tanto per vedere che tipo di movimento c'era di eventuali accaparramenti nella GDO, nella grande distribuzione organizzata, cosa che per fortuna qui non c'è. C'è da dire che adesso poi vi faremo vedere anche com'è la città, quali sono, diciamo, i luoghi simbolo, com'è il sentimento dei padovani, e se magari c'è qualcuno che padovano non è, che è in giro, che è rimasto qui dentro questa zona rossa in fieri, perché come sappiamo è una zona rossa che ancora non è rossa, non ha ancora colore, però sicuramente c'è una cosa che non so se avete già trattato, quello del famoso video dei militari che circola, non lo abbiamo mostrato per sui scelta, social al confine di Boara, eccetera. Non so se l'avete già trattato questo video e posso dirvi qualcosa. No, non lo abbiamo mostrato per scelta, proprio perché c'era arrivato, lo girava nei social, lo hanno visto in tanti, ma noi dobbiamo verificare proprio per non spaventare le persone e dare informazioni vere. Io lo posso anche far vedere. Allora, una verifica in effetti l'abbiamo fatta, ecco, dici tu. Abbiamo parlato con l'ufficio pubbliche informazioni del comando militare nord-est, che come sapete è competente su tutto il nord-est e non solo, so anche una grande fetta del resto d'Italia, e che ha sede proprio a Padova. Tra l'altro abbiamo visionato anche le immagini, confermiamo che non si tratta di militari in servizio, non sono proprio militari quelli che stavamo vedendo, io ho avanzato il sospetto che si trattasse di persone che andavano a giocare a soft air lungo l'argine, e questo è un sospetto più che possibile. Allora, chi ha fatto il video, che ha parlato di situazione, forse poteva evitare di diramare un allarme che non c'è. In questo momento gli unici militari che sono in servizio per coronavirus, diciamo così, nella provincia di Padova sono solo e esclusivamente quelli di Vo, che come sapete stanno anche per smobilitare. Quindi questo è un dato che vi possiamo dare, ci siamo accertati di questo con l'esercito direttamente, e possiamo dire anche che nel momento in cui il dispositivo dell'esercito venisse messo, e stiamo usando il condizionale, naturalmente non sarebbe uno schioccar di dita, è un grosso dispositivo che viene mobilitato e che naturalmente ha bisogno di precise informazioni, dei prefetti che diano indicazioni, insomma non è una cosa che avviene da un minuto all'altro. Infatti, guarda Angelo, abbiamo fatto benissimo a precisare questa cosa del video che circola in rete. Io ho fatto vedere qualche frame di questo video proprio perché si sappia che se vedete e condividete quello è sbagliato. Angelo, comunque parcheggio pieno, mi sembra che molti stiano andando, appunto. Ti sembra all'ingresso sia contingentato? Molti stanno arrivando, come potete vedere. Sia contingentato l'ingresso laggiù, ti sembra? Allora, io mi sono collegato subito con te senza andare a vedere l'ingresso contingentato. Ho l'impressione che in questo momento non ce ne sia bisogno, cioè che non ci sia un tale via vai di gente da doverlo contingentare. Vado a vedere, perché qui siamo in proprietà privata, esatto, sto tenendomi fuori apposta perché ovviamente stiamo facendo tutte le cose in battuta, quindi non ho né chiesto permessi né altro, mi sono fermato fuori dalla proprietà privata proprio per questo. Adesso come libero cittadino vado a vedere e poi ti informo. Vediamo se questo ragazzo, questo signore vuole dire qualcosa? Ci proviamo? Senta, c'è l'ingresso, attenzione a non finire sotto, c'è l'ingresso contingentato o si entra subito? Si entra subito? Sì. C'è tanta gente secondo lei rispetto al solito? No, adesso sono di meno. Addirittura un po' di meno, quindi c'è tutto, nessuno ha fatto l'assalto? No, è tranquilli, tutti sono tranquilli. Benissimo, questo mi fa piacere, lascio andare con la sua spesa, grazie. Sì, allora abbiamo avuto la risposta in diretta, l'ingresso non è contingentato come ci pareva da qui, insomma, Angelo, situazione tranquilla e questa adesso? è una buona notizia, direi. Dove vi spostate ora? Padova, Noi adesso andiamo in centro città, Perfetto. Andiamo a vedere Prato della Valle, andiamo in centro, andiamo a vedere se qualcuno rimane male che trova gli scrovegni chiusi e mano a mano ci colleghiamo e veniamo in diretta con te. Perfetto, grazie, buon lavoro ad Angelo Cimarosti, coordinatore delle redazioni di Bassano e Padova, e Andrea Benetti. Da loro torniamo tra poco. E volevo sentire invece Tony e Andrea, se ci aiutate. Sapete che anche questa settimana, e a questo punto immaginiamo
che prolungheremo questa disponibilità, questa messa a disposizione da parte delle nostre emittenti del gruppo Media Nord-Est del Patriarcato di Venezia per trasmettere le Sante Messe in modo che una maggiore platea possibile di fedeli possa seguirle nonostante appunto le chiusure alle disposizioni. Così è stato stamattina e quindi rivediamo e riascoltiamo le parole del Patriarca. Una seconda domenica di Quaresima che sarà anomala probabilmente in tutto il suo svolgimento. E allora innanzitutto, prima di tutto, il pensiero va ai malati, va ai loro parenti, ai loro familiari, va ai medici, agli infermieri. Preghiamo per loro, siamo con loro e preghiamo anche per i volontari, per la protezione civile e per chi è in questo periodo chiamato a scegliere per il nostro bene. Non si tratta tanto di un decreto legislativo, certo anche questo, ma che ha un contenuto importante, che per noi cristiani è il quinto comandamento. Non uccidere vuol dire anche tutela la tua vita e quella degli altri. Aiuta i più fragili. Lo dico in modo più forte, l'uomo è fragilità e tutte le garanzie, tutte le grandi conquiste della modernità, pensiamo al sistema pubblico sanitario, pensiamo al sistema pensionistico, tutte queste tutele però non riescono a vincere la fragilità dell'uomo. L'uomo rimane, come dice il Salmo 103, come il fiore del campo, come l'erba. Basta un soffio di vento, al mattino fiorisce, alla sera è già seccato. Ripensare chi siamo, ripensare chi è l'uomo, significa ripensare anche i nostri rapporti, le nostre relazioni, i rapporti sociali, vuol dire ripensare anche la nostra società, che ha tante cose da correggere. Come cristiani dobbiamo vivere questi giorni con serietà, dobbiamo viverli con carità, con solidarietà, facendoci carico gli uni degli altri, anche lavandoci le mani spesso. E tante piccole altre cose, accorgimenti, che dicono però una fraternità, una vicinanza, una città che si ripensa a partire dagli altri, meditando la fragilità delle singole persone. La Basilica della Madonna della Salute e la Basilica del Redentore, da dove stiamo celebrando, dicono che nei momenti di sofferenza la nostra gente ha alzato lo sguardo. E queste due basiliche, e la Basilica del Redentore oggi in modo particolare, ci dice che i nostri vecchi hanno avuto il coraggio e la forza di vivere. Il messaggio allora è quello di una speranza cristiana, che non si illude, che non cerca scorciatoie, ma che non si lascia abbattere da niente e da nessuno. Così il Patriarca di Venezia, oggi in diretta su Antena 3 durante la celebrazione della Messa, lo sapete, ha detto, è il messaggio che ha voluto lanciare nel corso dell'omelia. E poi intanto ci colleghiamo, se vi chiedo ragazzi se è possibile, con Filippo Fois di nuovo da Marghera, perché ha degli aggiornamenti. Prima il rinvio dei processi. Con Lina Paronetto abbiamo sentito il procuratore a Treviso, Michele
Dalla Costa, che dello slittamento dei processi a giugno dice non causerà scompensi, ma c'è anche questo dato da raccontare e registrare. L'indicazione a livello centrale è un'indicazione che io percepisco come molto utile. Era atteso tanto dai magistrati quanto dagli avvocati l'intervento del governo sul fronte della giustizia. Tribunali luoghi a rischio diffusione del virus, da più parti si era invocato un provvedimento a tutela di addetti ai lavori e pubblico. Il rinvio fino al 31 maggio delle udienze meno urgenti viene salutato con favore da chi lavora a Palazzo di Giustizia, come conferma il procuratore capo di Treviso, Michele Dalla Costa. Finalmente c'è stata un'indicazione, diciamo, dal centro, perché in questa situazione, che è sicuramente condita da un affastellamento di notizie più o meno verificate, più o meno verificabili, avere delle indicazioni precise e uniformi sul territorio nazionale o comunque sul territori che sono gravati da questa emergenza era quello che tutti ci aspettavamo, perché si fa presto a dire deleghiamo i capi degli uffici a provvedere, ma provvedere in che senso nel momento in cui non è consentito, e mi sembra in maniera sacrosanta, la chiusura totale dell'attività giudiziaria. Quindi ben vengano provvedimenti organizzativi unitari. Per il capo della Procura trevigiana non si devono temere le conseguenze del rinvio dei processi. Sicuramente si verificherà qualche ritardo, ma non credo che limitare l'attività giudiziaria per un congruo periodo di tempo, con la sospensione degli eventuali termini a garanzia dello Stato, a garanzia delle persone offese, a garanzia dell'imputato, perché sono tante le parti che entrano in gioco in un processo, sicuramente non comporterà dei grossi scompensi. Si parla dunque di rinvio dei procedimenti riferiti ai reati meno gravi, ma Dalla Costa il distinguo non convince. Io sono sempre stato molto contrario a fare delle graduatorie, perché dietro un reato c'è sempre una vittima, c'è sempre un qualcuno che paga la commissione del reato. Quindi andare a fare a priori delle categorie e dire ma tutti questi reati sono di serie B, tutti questi invece sono di serie A, secondo me è sbagliato. Ci vuole una lettura intelligente delle norme che deve essere condotta, secondo me, in maniera intelligente in un concerto di idee dell'avvocatura, della magistratura inquirente e del giudice. Allora, come anticipato, andiamo a Marghera di nuovo da Filippo Fois e Sandro Ponchio. Filippo, ci dicevi aggiornamenti, cioè anche l'assessore Bottacin è uscito poco fa? Sì, è uscito poco fa, anche lui non ha voluto rilasciare dichiarazioni, abbiamo chiesto quanto peraltro stava già trapelando qui, vale a dire se c'erano stati dei contatti con il governo, e ci ha confermato che in effetti ancora contatti non ce ne sono stati, per cui si preannuncia che la situazione si protrarrà ancora a lungo. Purtroppo di più non ci ha voluto dire. Cioè, quindi non sappiamo ancora se il governo accetterà o meno queste richieste. È difficile che lo faccia già in giornata da parte dell'appello di Luca Zaia, no? Che dice il governo si metta una mano sulla coscienza. Sì, infatti, ma anche perché ripensando a quello che ha detto il Premier Conte, che ha parlato di qualche giorno, evidentemente forse si vuole dare un segnale anche forte alla popolazione, vale a dire che ci stiamo confrontando con un problema molto serio che non va sottovalutato prima di allentare un pochino i provvedimenti. Questo perché io, per quello che è stato un po' anche il nostro polso della situazione girando, c'è stata una prima fase un paio di settimane fa, quando si è capito che il coronavirus stava arrivando anche da noi, non dico di panico ma di una forte preoccupazione, parliamo tra la gente. Poi quando è arrivato e si è visto che più o meno non si trattava proprio di un flagello come si aspettava qualcuno, c'è stato un po' di rilassamento, e da questo punto di vista bisogna dire che anche Zaia ha ripetuto anche nella conferenza stampa che abbiamo rivisto poco fa che non bisogna prendere alla leggera il coronavirus. È vero che il Veneto sta chiedendo che le province di Venezia, Padova e Treviso siano tolte dalla lista delle zone rosse, ma questo non significa che stiamo vivendo una situazione di normalità
anzi sono stati ribaditi più e più volte i 3 consigli principali, quelli che non si stancano mai di ripetere tutti gli addetti ai lavori, vale a dire tenere almeno 1 metro di distanza dalle persone con cui si parla, lavarsi molto frequentemente le mani ed evitare luoghi affollati. Sono già 3 piccoli accorgimenti che da soli possono veramente fare molto. Grazie Filippo, grazie, a tra poco quando hai ulteriori aggiornamenti. Prima di vedere situazione farmacie, per esempio a Bassano del Grappa, volevo farvi ascoltare dall'intervista di Lorenzo Maier, Tony dal computer, una battuta al termine della celebrazione di questa mattina con il patriarca Moraglia. Sentiamo. Questi giorni, queste settimane ci fanno scoprire che l'uomo è fragile, in un certo senso è fragilità, e allora questi comportamenti che dobbiamo cercare di mettere in atto come persone responsabili che si fanno carico degli altri attraverso gli stili di vita differenti, il modo di rapportarsi anche nelle piccole cose agli altri. La nostra fragilità può essere una risorsa perché ci può far riscoprire una città più capace di fraternità e di relazioni sociali più vite, più costruttive, meno individualistiche. Allora chiediamo a noi di fare questo sforzo pensando che tutto deve iniziare da noi. Grazie al patriarca Moraglia, questa battuta raccolta da Lorenzo Maier a bordo del motoscafo, quindi non semplicissimo, ma avete capito, cioè, facciamo questo sforzo sperando poi anche che questo periodo difficile che stiamo vivendo ci porti a una socialità differente, meno individualistica. Allora, il presidente delle farmacie è da Bassano, vediamo qual è la situazione anche in questi esercizi. Oggi per esempio il governatore, l'abbiamo riascoltato, ha raccontato come stia arrivando il primo contingente di mascherine acquistato, le prime 550.000 ulteriori acquistate dalla Regione. Vediamo. Tempo di coronavirus, tempo di incertezze, di paure e tantissime domande. Spesso i primi ai quali ci si rivolge sono proprio i farmacisti di fiducia. Ci chiedono spiegazioni, ci chiedono informazioni. Consigli per affrontare meglio in sicurezza questo momento difficile. In questo momento stiamo potenziando tutti i dispositivi igienici in farmacia in maniera tale da rendere l'ambiente anche aerato molto spesso e sia più sano possibile. Voi indossate mascherine? Noi non indossiamo mascherine al momento, però attuiamo tutte quelle che sono le indicazioni che le autorità sanitarie ci stanno dando. Momento molto delicato per la categoria, ci conferma il presidente di Federfarma Veneto, che vede i farmacisti prodigarsi nel rassicurare i propri clienti. Uno che ha un problema si può rivolgere in farmacia e non soltanto per ottenere quei presidi che aiutano l'igiene, ma anche per avere un consiglio, a volte anche per tranquillizzarsi anche un pochettino, perché poi un messaggio importante è quello che dobbiamo prendere questa cosa con molta attenzione ma senza troppe paure. Faccio vedere il presidio a Salerno per l'identificazione dei viaggiatori dal nord. Qui c'è l'intervista agli operatori sanitari, cioè c'era questo pullman che è stato fermato poi appunto a Salerno e qui raccolgono l'intervista agli operatori sanitari. Vediamo? Un altro luogo di stazione, confluiscono qui sotto scorta della Polizia Municipale. Siamo qui insieme alle pattuglie della Polizia Municipale mobilitate, ci sono le forze dell'ordine, Polizia di Stato credo e altre forze dell'ordine, forse alla stazione ci saranno i carabinieri, per fare in modo che questo presidio che noi abbiamo immaginato, lei vede qui il 118 e quant'altro, venga esercitato con grande serietà. Ripeto, c'è bisogno che ciascuno sia vigile di se stesso, responsabile per sé e per gli altri, che dichiari all'arrivo, perché gli verrà chiesto il luogo di provenienza e il luogo di arrivo dove vuole andare, generalità, perché se c'è un problema noi riusciamo a rintracciare immediatamente la persona e così via. Non ci sarà nessun esercito, nessun plotone che possa fermare l'irresponsabilità di qualcuno. Allora, i cittadini devono sapere che è una patologia severa ma curabile,
cioè, ci sono dati molto confortevoli da questo punto di vista. È l'importante non far diffondere il contagio inutilmente, perché altrimenti vanno in crisi le strutture ospedaliere e quelli che si potrebbero curare non si curano più. E quindi è anche da un certo punto di vista un atto autolesionistico, non solo di coscienza. Allora, semplicemente il governo sta facendo l'impensabile, il Presidente De Luca è assolutamente vigile, attento e produttivo dal punto di vista dei riscontri. Noi facciamo il nostro dovere. Questa è l'intervista, diciamo, attraverso i social. Salerno, identificazione dei viaggiatori dal nord, l'intervista agli operatori, quindi hanno fermato questo pullman, avete capito, e c'erano ad aspettarli i poliziotti con le mascherine antivirus, i vigili urbani, eccetera, eccetera. Allora, con il nostro Christian Arboit abbiamo fatto un giro poco fa nei centri commerciali del Trevigiano che ci racconta oggi stanno vivendo un particolare afflusso di cittadini che stanno andando ad acquistare. Vediamo. Borse e carrelli pieni, ressa alle casse sugli scaffali hanno contrassegnato l'apertura dei supermercati trevigiani in una domenica dall'atmosfera sospesa, poi a metà mattina la situazione è andata normalizzandosi. A tenere aperti i supermarket all'interno delle gallerie commerciali, da San Biagio a Conegliano, da Roncade a Castelfranco, Oderzo, Montebelluna, market aperti quindi, tutti gli altri negozi chiusi così come disposto dal decreto, tante le persone e le famiglie che hanno fatto scorta più per precauzione che per psicosi. Non vorrei che ci fossero altre restrizioni perché adesso con la zona rossa non so cosa succederà e quindi bisogna provvedere insomma alle necessità quotidiane. Abbiamo fatto un po' la spesa che è un po' un'abitudine la domenica e cerchiamo in un certo senso di stare al massimo delle norme della sicurezza. Di certo i nuovi provvedimenti del governo non erano attesi, perlomeno non così drastici, tante le perplessità anche se a prevalere è comunque la voglia di normalità. In realtà siamo andati a comprare un tramezzino ma è tutto chiuso, quindi sì, capisco la paura, però la cosa secondo me è un po' esagerata. Hanno messo in piedi una psicosi, sembriamo in tempo di guerra. È normale che preoccupa chiunque un argomento riguardante la salute, perciò io cerco di condurre la mia vita come meglio posso e da buon disoccupato che sono ora appunto ho già delle difficoltà di mio a trovare lavoro, quindi le misure possono sembrare eccessive e anche no, però è giusto che la gente continui a fare la propria vita. Chiudere tutto è davvero una cosa forse anche troppo importante anche per le aziende, per i negozi, per tutto, anche per le famiglie poi, perché gestire dei bambini in età in cui vanno a scuola è difficile. È un po' paurosa nei sensi del lavoro e dell'economia e bisogna stare molto attenti e stare a casa. Siamo venuti un attimo per prendere le sigarette, però io non me lo aspettavo di vedere tutto chiuso così, sinceramente, non pensavo. Allora vi faccio vedere, ringraziamo Federica e Cristian che ci hanno inviato questo video, è l'Ipercity Albignasio, che diciamo Padova. Questo è il parcheggio al momento, forse è una situazione un po' diversa, condizione un po' diversa rispetto all'Iperlando che abbiamo visto poco fa con Angelo Cimarosti. Un parcheggio ci dicono sostanzialmente vuoto, così come qualcun altro ci fa sapere allo Shan, ma mi pare a Mestre abbiano chiuso tutti i negozi e resta aperto solo il supermercato, però insomma queste sono le segnalazioni dei nostri telespettatori straordinari come sempre, seri, che vogliamo ringraziare per le tante segnalazioni. Allora 15:05, pochi istanti e torniamo in diretta con gli aggiornamenti, vi aspettiamo.